Dunque, noi come Siemens, così? Sì, ok, noi come Siemens ormai sono diversi anni, diciamo dal 2006 che abbiamo iniziato un processo di lotta alla corruzione, sia interna, quindi con le nostre procedure interne, ma ovviamente anche lavorando verso l'esterno, nel senso che ci siamo resi conto che non potevamo essere gli unici a essere appunto duri e puri. Come dicevano prima, infatti ci saremmo altrimenti trovati in una situazione in cui i nostri prodotti costavano 100 e quelli dei concorrenti 50, per cui ci siamo resi conto che era necessario, diciamo, coinvolgere anche i nostri concorrenti, ma anche le associazioni non governative come Transparency International piuttosto che le istituzioni, per cercare di creare il più possibile un ambiente con una maggiore legalità. Tra le varie iniziative che abbiamo intrapreso c'è quindi quella che si chiama Siemens Integrity Initiative, in seguito a un accordo con la Banca Mondiale, con cui abbiamo investito 100 milioni di euro in azioni che si chiamano collective action, quindi o di formazione sui temi dell'anticorruzione o di vere e proprie iniziative. Uno di questi progetti è stato proprio assegnato a Transparency International Italia ed è appunto questo che si focalizza sulla green economy, intendendo con green economy non solamente il settore delle energie rinnovabili, ma anche ad esempio il tema della mobilità e dell'innovazione. Per cui l'idea appunto è di cercare di capire attraverso una ricerca che sta portando avanti il RISC di Lorenzo Segato, di capire quelle che sono le vulnerabilità che abbiamo oggi in Italia nel mercato della green economy e cercando di identificare una serie di strumenti che possono essere adottati dalle aziende proprio al fine di garantire una maggiore legalità, un ambiente diciamo più pulito. Quindi questo è un po' in estrema sintesi quello che è il progetto. Passo quindi la parola a Chiara Mutatura di Transparency invece che sta operativamente realizzando il progetto. Sì, infatti, grazie. Io lavoro come assistente del progetto Green Clean Market e in generale collaboro con l'organizzazione non governativa Transparency International Italia da circa un anno. Transparency International Italia è il capitolo italiano dell'organizzazione internazionale Transparency International, che ha sede a Berlino ed è stata fondata nel 94, mentre la sede italiana esiste dal 96. Transparency International è l'organizzazione leader a livello mondiale per le azioni anticorruzione e la promozione della trasparenza e della legalità. L'ufficio in Italia si trova a Milano, però abbiamo dei soci radicati in tutta Italia, anche a Roma, anche siamo stati in Sicilia poco tempo fa, e quindi invitiamo comunque le persone che sono sensibili a questo tema ad avvicinarsi, ad associarsi o comunque a collaborare se ne hanno voglia. Quindi la nostra organizzazione è attiva in diversi ambiti. In primo luogo collabora con il settore privato, abbiamo avuto questa opportunità appunto di collaborare con la Siemens, che ci sta offrendo la possibilità di sensibilizzare anche le aziende che operano nel settore della green economy al tema della corruzione e della legalità. Inoltre anche negli anni passati abbiamo organizzato dei corsi per alcune aziende e offriamo anche della consulenza delle aziende, in quanto abbiamo elaborato come capitolo internazionale alcuni strumenti per prevenire la corruzione sia in Italia, sia nel paese di origine delle aziende, sia nelle transazioni, nelle operazioni all'estero. Collaboriamo con le istituzioni, con il settore pubblico, dove in particolare lo strumento più famoso sono i patti di integrità, che sono degli strumenti che vengono applicati alle gare di appalto per garantire maggiore trasparenza e anche una maggiore selezione delle aziende in base appunto alla loro integrità. Inoltre cerchiamo anche di essere attivi dal lato dell'educazione, perché comunque sappiamo benissimo che in Italia la corruzione è anche un problema culturale
e per questo abbiamo alcune attività nelle scuole dove cerchiamo di sensibilizzare i ragazzi anche dalle elementari e poi soprattutto nelle superiori ai comportamenti più, diciamo, più corretti. E inoltre l'organizzazione, probabilmente l'avete sentita, per l'indice di percezione della corruzione, il CPI, Corruption Perception Index, dove l'Italia è sempre collocata in posizioni piuttosto basse, che misura il livello di corruzione, soprattutto il livello di corruzione percepito nel settore pubblico, ed è calcolato su circa 190 paesi ogni anno. E questa ricerca è fatta comunque dal segretariato, e però appunto viene diffusa in ogni paese. Oltre a quest'indice c'è anche il barometro sulla corruzione, che invece è un sondaggio che viene fatto a livello di cittadini per testare in quali settori viene percepita maggiormente la corruzione. E ci sono inoltre molte altre ricerche a cui noi collaboriamo, come ad esempio una che vi invito a leggere, che è stata pubblicata a marzo di quest'anno, National Integrity System, che ha collaborato anche il centro di ricerca RISC, che è un'analisi dei livelli di integrità e di trasparenza in 13 settori a livello della nazione. È stato fatto in vari paesi europei, tra cui anche l'Italia. Per quanto riguarda il progetto, aveva detto già qualcosa Lorenzo, è un progetto che è iniziato all'inizio del 2011, finirà nel dicembre 2013, comprende una fase di ricerca su cui sta lavorando il centro di ricerca RISC, e una fase di advocacy, dove può rientrare anche questo evento, in cui si cerca di sensibilizzare innanzitutto le istituzioni e le imprese, ma anche la società civile, anche gli studenti, al tema appunto dell'illegalità, ma anche della trasparenza nel settore della green economy, per stimolare appunto l'adozione di strumenti per prevenire il problema.